Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi dal titolo parleremo di qualcosa che tutti hanno, l'intestino, e quando il gioco si fa duro per l'intestino, i duri cominciano a... Avete capito bene? Qui è una questione di interni, perché ci sono molti che mi contattano, anche per una questione non di salute, perché non sono medico, andate dal medico, che in Italia abbiamo delle eccellenze, abbiamo un settore sanitario che avete visto anche in questo periodo si sta comportando in modo eccellente. Però sono degli integratori alimentari che aiutano soprattutto anche perché quando un intestino funziona bene anche la depressione e tutto il resto va meglio. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Hildegard di Marietto Veneziano. Se siete già qui basta che cliccate su iscriviti e attivate anche la campanella così che quando escono sempre le live il vostro Marietto è lì con voi. E in più vi ricordo di oggi farò vedere anche un circuito che è negli ebook del sito capitano.interviste.org. Il link è qui sotto in descrizione, basta che scendete, cliccate, andate nei PDF gratuiti, lo scaricate. In più abbiamo anche una sezione a pagamento per servizi che il Degara Marietto Veneziano propongono. Bene, vi ricordo che hanno già scaricato 150.000 ebook in 5 anni e praticamente il Marietto Veneziano ha regalato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Bene, iniziamo un po' da questo discorso che è una cosa che interessa molte persone. La prima cosa che uno deve fare per avere un intestino sano, non pigro, è camminare. Il camminare meno 4-5 km al giorno è un toccasana. Ma molte persone non possono farlo perché lavorano o perché sono pigri o per tanti altri motivi, perché magari non lavorano fuori, ma diciamo che in casa sono il pilastro e quindi molte volte non si può attivarsi per camminare, no? Allora bisogna trovare delle stampelle, bisogna trovare degli aiuti sia radionici che no. Oggi vi parlerò di due sistemi che possono essere anche uniti insieme, però vi ricordo sempre che quando usate la radionica o la radiostesia, sempre cerchio di fuoco e ovetto colorato luminoso. Se non sapete come si va a cercare nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, dove ho dato delle spiegazioni, delle pillole gratuite dove si può attivarsi per fare queste protezioni. Anche ultimamente ho fatto una meditazione che aiuta in queste direzioni. Quindi sì, si può fare, usare questi circuiti radionici in modo molto semplice. Però prima di tutto parliamo di questi prodotti. Il primo prodotto molto semplice, non è che li vendo io, li vendo le farmacie e in Italia abbiamo delle ottime farmacie, sono questi probiotici qua che per l'intestino attivano la flora intestinale. E vi ricordo una cosa, l'intestino è molto importante perché poi nell'intestino si potrebbero attivare delle diverticoliti e il colon infiammato creerebbe anche molto probabilmente delle emorroidi. Quindi bisogna sempre coccolare il nostro intestino con i probiotici. Un altro prodotto bomba è la vitamina C, vedete? Vitamina C. Il vostro marietto ne prende come minimo 4 o 5 pastiglie al giorno. I probiotici solamente quando l'intestino pigro, e vi assicuro che Marietto, vedete, non ha l'intestino pigro. E poi una cosa che è quasi miracolosa, l'MSM. L'MSM ricostruisce tutte le cellule e in un certo senso è un procortisone naturale. Va bene per chi ha asma, va bene per chi, come si suol dire, ha ulcere, va bene per tutte quelle persone che hanno delle patologie importanti. L'MSM è praticamente una stampella importantissima. Questi due, vedete, questi due, scusate un po', questi due messi insieme sono potentissimi, ma certamente non tutti hanno la possibilità di comprarsi, però tutti molto probabilmente hanno la possibilità di stamparsi qualcosa. L'altro giorno io ho parlato di questo circuito radionico. Vedete? Questo circuito radionico praticamente è un valorizzatore, quindi qui dentro se avete le pastigliette ci mettete le pastigliette o se non avete le pastigliette cosa ci mettete? Ci mettete il nome, ad esempio,
l'MSM, vedete? Oppure in un foglietto il probiotico, oppure la vitamina C. L'ideale sarebbe metterne 3, compilarlo bene, no? Nel sito capitano.intervista.org ci sono già degli ebook compilati. Qui in mezzo si mette il, come si suol dire, il bicchiere d'acqua senza zegrinatura, il bicchiere deve essere liscio e rotondo, e si chiede al pendolino per quanto tempo noi possiamo praticamente caricare di vibrazioni di onda di forma il nostro target, il nostro bicchiere. Fatto questo, poi in modo empirico dovete berlo. Chiaramente non entra in funzione subito, ci vuole qualche tempo, no? Ci vuole un periodo di gestazione, mettiamolo giù così, 3-4 giorni in cui l'organismo si incomincia a abituare a prendere queste onde di forma. L'MSM fa miracoli, ve lo consiglio. Pensate che la prima volta che l'ho sentito in vita mia me l'ha spiegato un super laureato di San Marino che nel 2003-2004 avevo un problema in casa per un asma, non era tanto un asma, era un'allergia asmatica, non mia, e l'ha risolto. Io a un certo punto ero andato a vedere, vedete, principalmente è venduto per l'infiammazione alle articolazioni, ma nella realtà fa miracoli per lo stomaco, l'intestino e quant'altro, no? Quindi avete capito questo circuito, per chi non vuole acquistarlo, andare sul sicuro, può scriverci sopra MS 1000 milligrammi, vitamina C 1 grammo ad esempio, e probiotici, e poi valorizza il suo bicchiere, chiede sempre il pentolino, ma prima di fare questo sempre il cerchietto di fuoco e ovetto colorato. Bene cari amici, il vostro marinetto vi ringrazia e vi chiede, se non vi siete ancora iscritti nel sito, scusate, nel canale del De Gara Marinetto Veneziano. E vi ricordo che questa sera alle 21 ci saranno le super Sibili con il De Gara Marinetto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima.